Ci sarà una resa di conti al giorno dopo delle europee e credo che anche il governo, soprattutto con questi lanci che fa sicuramente il vice premier Di Maio nei confronti della Lega, lasceranno sicuramente un solco profondo e probabilmente anche indelebile. Le elezioni europee sono uno spartiacque importantissimo perché la Lega, ricordo, è al governo con il 17%, è al governo con un patto di governo successivo, cioè successivo alle elezioni, e se la Lega avrà un risultato straordinario e i 5 Stelle magari un risultato negativo, è chiaro che cambiano subito i fattori in campo e quindi io penso che questo governo possa avere delle serie difficoltà per proseguire nel suo cammino ed è facile che ci sia un commissariamento e si possa andare al voto magari prima di fine anno, perché questo si vocifera, si parla, si dice e non si dice. Quante chance dà a questo governo in percentuale dopo le europee, sinceramente? Ma sinceramente... Quanto sopravvive in percentuale? Ma secondo me sarà molto difficile. Diciamo che sopravvivere per il 30%.